Il bilancio più pesante della notte di San Silvestro è quello di Ascoli Piceno, dove un uomo è morto mentre cercava di spegnere un incendio di sterpaglie che sarebbe stato causato dall'esplosione dei botti di fine anno. La vittima è un 26enne precipitato in una scarpata. Parecchie decine di feriti in tutta Italia, particolarmente concentrati in Campania e nel Napoletano. Tra i casi più gravi, al Cardarelli, 2 persone rischiano l'amputazione delle dita della mano. Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha comunicato che saranno differiti dal decreto milleproroghe gli incrementi tariffari previsti per il 95% della rete autostradale dal 1 gennaio 2020. Lo si legge nel comunicato che spiega come gli aumenti tariffari ci saranno solo per le società CAV 1,20%, Autovia Padana 4,88%, Brebemi 3,79% e Pedemontana Lombarda 0,80%. Inoltre si conferma l'ulteriore congelamento degli incrementi tariffari relativi agli anni precedenti per le società concessionarie quali Strada dei Parchi, Autostrade per l'Italia e Milano Serravalle. Il MIT ha fatto inoltre presente che relativamente alla concessionaria Strada dei Parchi l'incremento tariffario è ulteriormente sospeso fino al 31 ottobre 2021, per cui sulle autostrade A24 e A25 continueranno ad applicarsi le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017. L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti ha deciso di lasciare l'aeronautica militare. La notizia è stata confermata da fonti della stessa Forza Armata, secondo cui Astro Samantha ha concluso i 19 anni di ferma obbligatoria nell'Arma Azzurra ed è un suo diritto abbandonare l'uniforme, come avevano fatto diversi altri ufficiali prima di lei che hanno deciso di proseguire la loro carriera in ambiti civili. Per la Cristoforetti quindi il 2019 ha chiuso ufficialmente la sua esperienza in Forza Armata e giovedì si recherà a Istrana, sede del suo stormo di appartenenza, il 51esimo, per il saluto alla bandiera e gli altri adempimenti di ogni ufficiale che lascia il servizio attivo. In ambienti dell'aeronautica si escludono dissapori alla base di questa scelta. I saldi invernali sono ormai alle porte. In Sicilia inizieranno il 2 gennaio, mentre nelle altre regioni scatteranno il 4 o il 5. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori prevede che il 38% delle famiglie, pari a circa 9,3 milioni, parteciperà alla sessione di spese folli e che l'andamento delle vendite sarà in lieve calo dell'1,3% rispetto allo scorso anno, per una media di 179,20 euro a famiglia. Secondo l'Associazione dei Consumatori, questa diminuzione è dovuta specialmente all'andamento delle vendite in occasione del Black Friday. Se prima le famiglie preferivano rimandare qualche regalo di Natale o il proprio shopping al periodo dei saldi, quest'anno hanno approfittato delle promozioni del venerdì nero, con il vantaggio di avere più probabilità di aggiudicarsi il capo desiderato.